Pensate che Giuseppe Anevita lo voleva portare a mangiare ai grandi ristoranti, tipo Teresa, a Bersagliere, o Paolo del Vesuvio, un coppo terrazzo, che mi chiamava a me e diceva, vieni a casa, faccio un piacere, portami ad un Martozza a Piazza Carità. Maestro, Martozza a Piazza Carità, io di Manzarotte, fa questo, ancora là, che poi fare un bello maccherone a modo mio. Perché Giuseppe Anevita le piaceva molto mangiare e molto bere, però quando era venuto a lavorare. Pensate che si fece fare da una vetreria, allora si faceva questi famosi, si fece fare un bicchiere truccato e lo portava sempre dal giornale. Come se per esempio si porterà che sa il sigaretto, porterà, non lo so, non so che. Quando lui andava, lo portavamo insieme, sempre a chi non le piaceva, si mangiava questa cosa che non piaceva a lui, che facevi? Mi svegliamo questo bicchiere e ci trovavo questa giornata da vicino. E lo mettevo a parlare. E poi votavo. Allora io dissi, che ci stavano molte inconfidenze. Oh papà, vorrei dire una cosa, ma perché non volete dentro un bicchiere alla trattoria? Dice no, non per igiene, sa, perché visto che tengono pochi trucchi. Allora dico, scusate, questo è un trucco. Dice che se prendo un bicchiere in un ristorante, chi lo bicchiere fa 6 al litro, chi succa invece fa un bicchiere e via. Ma vi giuro sulla mia vita. Dice perché, dice, quando così, quando mi bevono un bicchiere di vino hai visto, che io sono convinto che mi faccio un bicchiere di vino regolare. Invece a me ogni 6 bicchieri mi farà 3.